Il progetto Templum, olio extravergine di oliva biologico, presentato stamane dalla Società Cooperativa per Azioni Produttori Olio, un momento per recuperare gli olivi secolari presenti nell'area della Valle dei Templi. Sì, è un modo per aiutare gli olivicoltori della Valle dei Templi a valorizzare il loro lavoro e il frutto del loro lavoro. Noi produciamo un olio biologico di grande qualità. Vogliamo attraverso questa iniziativa farlo arrivare nelle mani dei turisti che arrivano alla Valle dei Templi, in modo che, oltre ad aver ammirato la bellezza degli ulivi secolari, possano portare a casa loro un ricordo vivo, cioè il sapore prodotto da questi ulivi. Questa è la nostra intenzione. Ovviamente questo si lega anche all'esigenza di valorizzare il lavoro agricolo all'interno della Valle dei Templi, perché il paesaggio ha un costo di gestione. Quindi se noi aiutiamo gli olivicoltori attraverso questa iniziativa ad avere una equa remunerazione della loro attività, del loro lavoro, è chiaro che contemporaneamente noi avremo garantito la cura del paesaggio, cioè la cura della bellezza della Valle dei Templi. Ecco, queste due cose insieme, offrire prodotti locali e curare il paesaggio, sono gli obiettivi del progetto Templum. Un progetto della cooperativa Aipolivo che tende a salvaguardare il paesaggio della valle, ma allo stesso tempo a sfruttare i terreni. Sì, noi vogliamo dare reddito agli olivicoltori della valle, solamente in questo modo riusciamo a garantire quella giusta remunerazione affinché anche l'olivicoltore possa mantenere, diciamo, in vita e in buone condizioni gli alberi ulivo, che sapete che diciamo, è un elemento caratterizzante, diciamo, l'intera Valle dei Templi. Quindi è un progetto economico, ma allo stesso tempo è un progetto anche di salvaguardia e quindi culturale. Il progetto Templum, un'interessante iniziativa che valorizza e salvaguarda la Valle dei Templi. Bene, questo progetto che noi abbiamo subito sposato e condiviso consente di continuare quell'opera di valorizzazione del parco inteso come unicum tra archeologia e ambiente. Si tratta di produttori che si sono messi assieme in cooperativa e che gestiscono terreni e piante d'ulivo all'interno del parco archeologico. Alcuni sono anche nostri concessionari e quindi sono quei proprietari virtuosi che ho avuto già modo di definire in altre occasioni, che hanno consentito con la loro opera diciamo di amore verso questi territori, hanno consentito che la valle arrivasse a noi così come la conosciamo.